E puoi dio sentami? Al domandati midin il princip. Ti ordeni di sentati, gli dise il re, che al tiradoglie une plete dal suo mantel di armelin. Il picciul princip ali era un grum smaraveat. Il planeta ali era un evore picciul. E allora, su ce robe podevi al paronà il re. Sire, gli dise, perdonaimi se us fas domandis. Ti ordeni di interrogami, al spesea rispundi il re. E su ce comandaiso? E su dut, rispunde il re con tune semplicitat. Su dut. Il re con un fa discret al mostrà col det il so planet, che gli altri planes e li stelis. Su dut chest? Al domanda il picciul princip. Su dut chest? Risponde il re. Perché che non li ere dome un re dispotic, ma li ere un monarchie universal. E li stelis us ubidisino? Sigur, gli dise il re, mi obbedisin di colp, no sopporti le indiscipline. Un tal podea al smaravea il princip. Se lui lo vesvut, alvares podut assisti no a 44, ma a 72 o anche a 100, ad usinte a mons di sorelle in te stesse giornate, cence mai sposta la sua chiadre. E s'intinse un po' marumit al pinsir dal suo picciul planet abbandonat, all'olsà insisti per une grazie dal re. E o bramares c'è tant di viu di un amont. Fasetmi che splasier, ordenai tal sorelli di là amont. Se io ordenas di svolà di une rose a di che altre sicune pavè, o di scrivi une tragedie, o di stramudassi in un uccel di mar, se il general non antidessa all'ordin vut, cui varesi al tuart? Lui o io? Lu varesi svo, al dise sicuri il princip. Giuste, bisogna volè di ogni dun, quel che ogni dun al pues dà, al continuò il re. L'autoritate polse, prima di tutto, sulla ragione. Se tu ordeni salto popol di là buttassi in tal mar, al fasarà la rivoluzione. O hai il diritto di pretindi la obbedienza, perché i miei ordini son ragionevoli. E allora il mio amont? A riguardare il picciul princip, che non si dismenteava mai di une domande une volte che le aveva fatte. Tu lo verras il tuo ammont, lo pratindarai, ma in teme esperienze di goviero spietarai che le condizioni se di muinis.